Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale e subito si avvantaggia Enea Tav, attaccata da Esmeralda Trio. Numero 4 Enos Col La squalificato. squalifica per Enos Col, mentre più indietro rimane Remo Light, passa Esmeralda Trio che sfila su Enea Tav dopo 200 metri piuttosto svelti, 15 con partenza da fermo. Vantaggio dunque davanti alle tribune, Esmeralda Trio, Enea Tav in seconda posizione, in terza c'è il Remo Light, poi Escobar Fi che è stato veloce a rifare la penalità insieme a Eleganza AV, mentre più indietro è Elon Musk Jet, come detto squalificato in Oscol. Cavalli che hanno completato i primi 600 metri di gara Numero in 6 Emilia 45,4. Adri squalificato. Sempre in vantaggio Esmeralda Trio, una lunghezza e mezza avanti a Enea Tav, la terza posizione per il Remo Light, poi Escobar Fi, più sollecito fra gli inseguitori, se ne va il giro iniziale in 1 minuto e 7 decimi, tiene il ritmo abbastanza sollecito Esmeralda Trio, tutti in fila indiana alle sue spalle, al completamento dei 1000 metri iniziali in 1:16,5. Esmeralda, Enea e il Remo Light che accenna a muovere all'esterno quando siamo a un giro dalla conclusione ed è seguito da Escobar Fi. Il parziale ora in 14,6 per Esmeralda Trio, che ha sempre in schiena Enea Tav, al largo il Remo Light, poi anche Escobar Fi che cerca di seguirne l'azione, a 600 dalla conclusione, intanto un parziale in 14,6 ancora per Esmeralda Trio, mentre Enea Tav è ora coperta dal Remo Light, ma a 400 dalla conclusione. Esmeralda sempre con 2 lunghezze di margine sui rivali, cerca di venire via anche Eleganza V in terza corsia, decisa la progressione, intanto l'errore di Remo Light, completamento della Numero curva, 1 ingresso Remo addirittura d'arrivo Light squalificato. con in vantaggio Esmeralda Trio. Esmeralda in testa, Enea Tav che prova a spostare a centropista Eleganza V, ma Esmeralda Trio è imprendibile e viene a vincere nettamente il secondo posto sul palo, e probabilmente per Eagle Prav che riesce a bruciare Enea Tav, almeno questa è la nostra impressione. Da rivedere naturalmente al rallenti. La vittoria invece non sfugge a Esmeralda Trio, VP dell'Annunziata, ancora il team Leoni dell'Annunziata e Azzaroni per il raddoppio in giornata dopo il primo piano con Dorotea Trio. Vedete l'esultanza di VP dell'Annunziata, il secondo posto all'interno per Eagle Prav che brucia Enea Tav. Successo per Esmeralda Trio dunque, ancora a segno la scuderia Trio.